Buonasera a tutti e buon venerdì santo da Villa Musone di Loreto. Ovviamente non poteva mancare in questa occasione, che quest'anno è anche decisamente importante per questa manifestazione, in quanto da quello che ho visto sulle locandine questa è la 40ª edizione di questo straordinario evento che rimette in risalto, rimarca a tutti gli effetti la via dolorosa di nostro Signore Gesù Cristo al Calvario. Ecco, adesso sono le 8:20 e ovviamente sta calando la sera su Villa Musone, quello è il campanile della parrocchia di San Flaviano, e adesso aspettiamo ovviamente che inizi nel primo periodo, appunto qui da dove parte ormai da ben 40 anni la passione di Villa Musone di Loreto, la morte del giusto. Aspettiamo appunto l'inizio di questa toccante, emozionante, inizialmente anche divertente, ma poi ovviamente tremendamente drammatica morte di un uomo giusto, appunto, che è stato ingiustamente messo in croce. Ecco l'inizio, è iniziata la rievocazione della morte del giusto. I cavalieri, le guardie, l'esercito stanno entrando. Ecco. Buonasera a tutti. Gli organizzatori della Sacra Rappresentazione che sta per iniziare ritengono opportuno fare una premessa importante. Questo non vuole essere uno spettacolo, bensì una proposta di riflessione sul momento culminante del mistero della salvezza. Pertanto sarebbero del tutto fuori luogo sia fischi che applausi o sottolineature varie. Si prega inoltre tutti i presenti di spegnere i telefoni cellulari per evitare interferenze con l'amplificazione e di usare con discrezione macchine fotografiche e telecamere. Avvertiamo inoltre che i vari momenti della Sacra Rappresentazione si svolgeranno nel seguente modo. Qui il processo davanti a Pilato e quello religioso del Sinedrio. Poi il corteo si dirigerà verso Loreto, dove a metà strada avverrà la crocifissione e la resurrezione. 1978-2017. La passione vivente, la morte del giusto, per la 40ª volta, vuol far meditare tutti noi, tutti voi, sul grande mistero della salvezza. Ed allora, in comunione con il nostro arcivescovo
Monsignor Giovanni Tonucci, che ringraziamo per la sua costante ed importante presenza al nostro fianco, il pensiero corre a quella primavera di fede che fu la prima edizione, nella mente di Padre Valentino e nelle gesta dei suoi ragazzi, decisi a declinare compiutamente la passione del Calvario di Cristo nel Calvario perpetuo dell'umanità, che trova il suo compimento in questo evento centrale della storia della salvezza. Quanti volti di Cristo abbiamo potuto discernere nei fratelli terremotati delle nostre terre? Quale volto di Cristo abbiamo potuto vedere impresso nelle sofferenze del nostro amico Francesco Baldoni, che da pochi mesi prematuramente ci ha lasciati dopo averci insegnato come si possa lenire le altrui sofferenze piuttosto che preoccuparsi del proprio martoriato fisico. Quanti volti di Cristo abbiamo scorso nei martiri del forsennato eccidio della nostra disgraziata civiltà, fino a vederlo addirittura bambino nelle facce innocenti con le gole strozzate dal soffio malefico delle armi chimiche. Ecco, in questa 40ª edizione che ci accingiamo a rappresentare, la nostra dedica, che tracime in preghiera, va alle memorie di Padre Valentino per averci consegnato questa forte occasione di preghiera. Va ai fratelli sofferenti senza tetto, a volte senza affetti, che stanno attraversando silenti il loro calvario e non vanno dimenticati. Va alla memoria di Francesco, che ci ha insegnato come l'amare il prossimo sia la forma più alta di preghiera. Ed infine va ai moderni martiri che senza colpe vengono crocifissi nel mezzo di un infinito calvario sul Golgolo che è ferocia umana. Ecco in breve la cronaca degli antefatti del processo più clamoroso del primo secolo dell'era nuova e di tutta la storia. Ieri sera, mentre Gesù nell'orto degli Ulivi pregava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, accompagnato da una pozzaglia di gente con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani. Giuda baciò Gesù. Il tradimento era compiuto. Allora alcuni della folla, facendosi avanti, gli misero le mani addosso e l'arrestarono. Quindi lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano già riuniti gli scribi e gli anziani. Benedizione, gloria, grazia, onore e potenza al nostro Dio, per i secoli dei secoli. Amen. Siamo qui riuniti in urgenza per risolvere subito e in fretta il caso del falso profeta di Nazareth. Era ora. Finalmente. Sì, dobbiamo tappare quella bocca per sempre. Spegniamo quegli occhi incantatori del popolo E facciamo scoppiare questo maledetto bubbone di Satana. E strappiamo questa gramigna che infesta il giardino di Dio. fermiamo questa luce incantatrice che devia i passi di Israele dal sentiero di Dio. Se Dio lo vuole, E noi lo dobbiamo. Venerabili, che Dio vi protegga.
Guardateli per condannare l'innocente. Non mi sembra che sia questo il modo di fare un giudizio. Questo è un linciaggio. Basta, basta. Ascoltiamo l'imputato. Guardia, fa entrare il prigioniero. Andiamo all'Oscar, allora Madina. Uomo di Nazareth, dici cosa vai predicando al popolo? È vero che ti arroghi il potere di rimettere i peccati? Non è forse vero che hai detto che distruggerai il Tempio e in 3 giorni lo rifarai? E perché tu e i tuoi discepoli non osservate il sabato e ti siedi a mangiare coi pubblicani e le prostitute? Calma, calma. Vuoi spiegare a noi, in poche parole, quello che da anni va insegnando, creando confusione nella mente del popolo di Dio? Io ho sempre parlato apertamente e in pubblico. Perché interroghi? Chiedi a coloro che mi hanno ascoltato. Essi sanno. Arrogante, cosa risponde al sommo sacerdote? Se ho detto qualcosa di male, dimostralo. Ma se ho detto bene, perché mi percorri? Rispondi, per la maestà di Dio, sei tu il Messia, il Cristo. Io lo sono, e tu l'hai detto. E vi dico che d'ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo, seduto alla destra della potenza, venire sulle nubi del cielo. Guarda Caifa, sono le parole del profeta Daniele. Io, il gran sacerdote, Gioseph ben Caiafa, ti scongiuro per il sommo Dio di dirci: sei tu il figlio del Dio vivo? Io lo sono. Non abbiamo più di testimoni. Noi stessi l'abbiamo detto. Che ve ne pare? Testimoni! Non li ascoltiamo i testimoni. L'imputato ha pur diritto di difendersi. Sì, ma questo non è il vero processo, anche se quanto abbiamo ascoltato a noi basta. Sì, ci basta. Sì. Ora tocca al governatore romano condannarlo a morte. Sia, da Pilato. Da Pilato. A morte. Prima di stasera deve essere tutto finito. Se ripuliamo questa spazzatura, Peste di Galilea. A morte. Ehi tu, forestiero, fai vedere bene la tua faccia. Ma sì, mi sembra proprio di averti visto a seguito del falso profeta. No, vi sbagliate. È vero! Anche il suo dialetto dice che Galileo come lui. Ma cosa dite? Che volete da me? Io non so nemmeno chi sia quell'uomo. Sì.